stato amministratore dal 99 fino a fine del 2005 e prima nel 98, la legge istitutiva è del 97, nel 98 ero stato il commissario liquidatore dei tre enti che poi sono confluiti in Veneto Agricoltura. Alcuni enti primeggiavano come l'Istituto per le Biotecnologie di Thiene per un'innovazione che era considerata tale a livello non solo universitario per i rapporti che ha, ma a livello internazionale e soprattutto, diciamo in parole brevi, assicurava quello che le aziende cercavano, cioè dare delle risposte sulla sicurezza alimentare, con test e con analisi anche per le aziende. Il problematico era l'ESA. L'ESA aveva riassunto in sé tutte le funzioni ancora ferme dello Stato sulla bonifica, tutta la zona del Polesine, tutti i consorzi, tutti questi problemi. E su questo pian piano la discussione è stata ogni anno al momento del bilancio, perché era un ente che chiedeva una somme notevoli e pesanti al bilancio della regione, la discussione sulla funzionalità. L'azienda delle foreste era la più semplice, pur avendo un consiglio di amministrazione che ho trovato di oltre una decina di persone competenti, poco costoso sotto il profilo burocratico, ma di fatto gestiva le foreste di proprietà della regione. Questa struttura qua faceva un enorme lavoro a favore del settore primario, però era poco conosciuto, era quasi una struttura di nicchia. Con la mia venuta ho cercato di portare la conoscenza di questo ente verso l'esterno, perché tanti non sapevano quello che faceva. Invece era un ente, è un ente, spero ancora, all'avanguardia sulla ricerca e sulla sperimentazione di tutto il settore primario. Parlo dagli allevamenti, dalle culture, proprio anche dalla gestione avveniristica delle aree naturalistiche, perché ricordo che per esempio Valle Vecchia era un'area che veniva utilizzata in forma naturalistica per dimostrare la gestione ecologica di un ambiente. È logico che io avevo in mente di poter fare qualcosa, però prima di fare qualcosa dovevo anche capire come funzionava l'ente, perché l'ente era un dedalo, un vero e proprio dedalo di compartecipate, di centri sperimentali, di posizioni inaudite e che la gente non riesce ancora adesso a capire, meravigliose, e questo è un termine da poco per descrivere l'ente, diciamo, che bisognava assolutamente cercare di conoscere. Per cui quello che ho fatto soprattutto nei primi 3 mesi, premesso che c'erano già progetti in atto da cercare di concludere, da portare a compimento e iniziare, dove i 3 direttori di sezione molto bravi, tutti e 3, avevano cercato di fare in maniera di portare avanti, anche all'epoca, ripeto, degli altri amministratori, io ho cercato di portarli avanti, di analizzarli, ma nel frattempo quello che io avevo bisogno di fare era quello di conoscere l'ente. Noi abbiamo pensato che un ruolo anche nuovo che poteva svolgere Veneto Agricoltura e non coperto, almeno ci sembrava di capire in quel momento lì, da nessun altro soggetto, fosse proprio quello di occuparsi di questo trasferimento dell'innovazione. Ma per trasferire l'innovazione in maniera, come dire, adeguata, appropriata, bisognava prima anche valutare l'innovazione in funzione delle esigenze del mondo agricolo e dell'agroalimentare. Anche questa era, come dire, un lato grigio, un'area grigia dell'attività che veniva svolta nell'ambito dell'agroalimentare. Perché un'innovazione, come dire, non adeguata poteva creare più danni che vantaggi. Nel 2014 il Consiglio regionale fa una legge che mette in liquidazione la vecchia azienda Veneto Agricoltura e fa partire l'Agenzia
Avisp, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario. Ho cercato prima di tutto, di capire dove fossi, perché non avevo esperienza, sono di formazione tecnica, non avevo esperienza per quanto riguarda il settore del primario, e quindi la prima cosa che si fa quando si entra in un'azienda storica così importante, e in particolare un'azienda pubblica, la prima cosa da fare è cercare di capire dove si è, che cosa sta facendo questa azienda e quali sono le peculiarità, le necessità di questa azienda. Il nuovo assetto di questo ente e la forma giuridica che si è voluta dare all'epoca, cioè quella di ente pubblico economico, era una svolta. Si voleva che questa pubblica amministrazione diventasse quasi un'impresa, perché un ente pubblico economico è un'impresa pubblica, quindi introdurre concetti di managerialità, di efficienza, di efficacia nell'agire di questa amministrazione, pochissimi controlli, molta speditezza nelle procedure, essenzialità. Ecco, queste erano le cose che in quel momento si volevano e le cose in cui effettivamente abbiamo creduto. Dobbiamo dare degli strumenti perché le aziende private che operano nel nostro territorio siano più competitive, e quindi introducendo nuove culture, occupandoci di meccanizzazione, aggregando e permettendo nuovi tipi di offerta, eccetera, eccetera. Questo è abbastanza chiaro e si può articolarlo poi in 1000 percorsi che ti permettono di farlo. Dall'altra parte, altrettanto chiaro, forse adesso più chiaro ancora che nel 1997, è che noi dobbiamo lavorare per diffondere nel settore primario della nostra regione i principi della sostenibilità. Quindi da un lato c'è, se vogliamo, una dimensione economica e dall'altra parte c'è una dimensione ambientale. Quindi l'agenzia opera tanto per la competitività delle aziende nel settore primario quanto per la conservazione del quadro ambientale della nostra regione. Questo istituto era nato come cattedra ambulante di agricoltura nel 1926, quindi c'erano ancora i fasci e le corporazioni a quel tempo, eravamo nel periodo fascista e furono istituite diverse cattedre ambulanti di agricoltura e nell'ambito delle cattedre ambulanti delle latterie didattiche che servivano a insegnare agli agricoltori a produrre in maniera discreta le trasformazioni casearie. Queste latterie didattiche poi pian piano furono dismesse e vennero chiuse, rimase solamente questa latteria didattica di Thiene che nel 1980 fu recepita dalla Regione come proprio ente strumentale per il settore lattiero caseario. Con la direzione del dottor Bartoli, che è stato veramente una persona importante nel nostro istituto, ha avuto il coraggio di modernizzarlo, e lui allora ha detto no, adesso non ci occupiamo più solo di lattiero caseario, ci occuperemo anche dei salumi, di qualsiasi prodotto alimentare. Noi eravamo dei giovani così, e questo è pazzo, ma se siamo pieni di lavoro a seguire non ce la faremo. E invece, caspita, ha avuto una visione veramente notevole. E pian pianino, timidamente, abbiamo cominciato ad occuparci dei salumi e studiare la microbiologia dei batteri lattici che lavorano anche dentro un salame per la conservazione. Ci sono alcune cose io credo di grande valore, insomma, che vanno sottolineate, per esempio il lavoro fatto sull'asparago, il miglioramento genetico dell'asparago
il lavoro fatto sui radichi veneti, su tutti i radichi veneti, di miglioramento genetico, di tecniche di conservazione, il lavoro fatto nel campo zootecnico per salvare le razze di polli dall'estinzione e così via, insomma potrei citare decine e decine di attività. La struttura fin dal primo momento ha avuto un'ampia dotazione di serre, infatti è più di 1 ettaro che è occupato a serre, e si è cercato di avere le serre che venivano normalmente utilizzate dagli agricoltori, oltre che in alcuni casi anche con particolari accorgimenti e attrezzature che potessero essere rivolte al futuro. Buongiorno, mi sono Gianni, sono più o meno nato nel 63, prima dell'82 che sto assunto come operaio. Valle Vecchia era altro che una bonifica, praticamente un specchio di terra, dei 950 ettari di terra, più o meno quasi, dei quali 540 coltivabili, e nel frattempo praticamente del 66 che si comincia il ponte, 69 che sta a inaugurare il ponte, era solo che coltivazione terreno, praticamente monocoltura. Nel frattempo che siamo arrivati all'82, con il fine di bonifica, col fine quelle robe lì, Veneto Agricoltura che comincia a fare altri diciamo, passaggi di lavorazione, di esperimenti, di cosa come. Valle Vecchia è un laboratorio a cielo aperto in cui noi cerchiamo di dimostrare come un'agricoltura estremamente avanzata, in grado di dare reddito agli agricoltori, possa convivere con un ambiente di particolare pregio, ricco di biodiversità, come è Valle Vecchia. Questo è il principale tema che noi abbiamo nelle nostre sperimentazioni. Quindi tecnologia avanzata, che viene spesso percepita come negativa, che in realtà aiuta a fare buona agricoltura che dà reddito, senza impattare negativamente sull'ambiente o addirittura migliorando l'ambiente. Posso dire che il Bonello è l'ultimo residuo di tutte le valli che c'erano una volta prima della bonifica del 1966, dell'alluvione, diciamo. Inizialmente, quando hanno preso la Valle Bonello, hanno iniziato a fare le prime sperimentazioni sul pesce e sulle vongole già 30 anni fa, inizialmente. Il Carsillo è conosciuto però più che altro per la faggeta pura, è la faggeta in cui noi adesso ci troviamo ed è conosciuto perché sicuramente è una delle più importanti faggete d'Italia ed Europa,
ma è per questi fusti che vedete colonnari, fusti dritti che hanno poche ramificazioni nella parte bassa, quindi sono fusti adatti a lavorazioni di pregio. La Venezia appunto riusciva a prendere i remi per le proprie galee proprio per questa caratteristica. Fate conto che facevano remi fino a 18 metri, quindi servivano fusti molto con l'inserzione della chioma molto in alto. Il Cansiglio non è solo foresta, ma è molto importante, molto caratterizzato anche da questa presenza di prati, pascoli e di alpeggi. Veneto Agricoltura infatti dà in concessione questi territori appunto a malgari e ad agricoltori perché venga appunto fatta la gestione del cotico e con criteri anche di tipo biologico. E infatti la sostenibilità di tutta l'area è data al comparto forestale perché si fa gestione sostenibile della foresta con foreste certificate e la parte di prati pascoli perché c'è l'adesione a questo protocollo biologico. La riserva di Bosco Nordio ha una storia antica e curiosa. La facciamo risalire a circa 2000 anni fa, quando si sono formati i cordoni di dune su cui oggi cresce il bosco. Questi cordoni erano praticamente la linea del litorale che poi è stato spostato più avanti dal fiume Po, dal fiume Adige, e oggi il mare dista qualche chilometro, 3 chilometri dalla riserva. Il bosco che oggi vediamo sappiamo che è quello che nel tempo si è sostituito a un antico bosco che sicuramente esisteva fino a 1000 anni fa. Gli stagni all'interno di un bosco sono elemento di ricchezza per la biodiversità perché favoriscono molte specie di uccelli, insetti e anche mammiferi. Di comunicazione di Veneto Agricoltura è un'attività complessa, del resto l'agenzia ha un'attività complessa perché l'agenzia ha un'attività che spazia dall'agricoltura alle foreste, passando per l'educazione naturalistica e poi affronta anche altre realtà, ci interessiamo anche di ittica, ci interessiamo di naturalismo tout court, per cui voglio dire fare l'ufficio stampa a Veneto Agricoltura non è una cosa semplice, ci vuole una preparazione abbastanza ampia che qui ci siamo costruiti col tempo. Il mondo dell'agricoltura per noi è importantissimo, altro che... il tema più importante era quello di far tornare i giovani. L'agricoltura veneta, in particolare, ma si potrebbe dire anche per l'Italia, ha una grande prospettiva, gettando il proprio sguardo fuori dai confini veneti e italiani, facendo perno sulla qualità delle proprie attività produttive e dei prodotti che ha. Che abbiamo perché abbiamo investito.
Ma in quella direzione bisogna continuare a investire, perché sappiamo bene che, come dire, un processo, rispetto a un processo, non è che investi una volta e poi basta, devi continuare ad alimentarlo in investimenti, innovazione, eccetera, eccetera. Ora, in questa direzione bisogna investire, bisogna continuare ad investire. E la prospettiva dell'agricoltura veneta italiana sta solo in questo,